Il suo è stato il 26° sbarco di una giornata intensa a Lampedusa, Anni, questo è il nome di fantasia, di anni 32 della Costa d'Avorio, al 9° mese di gravidanza, ha viaggiato con altre 40 persone in un barchino. I medici dell'ASP di Palermo, che al Molo Favarolo si è occupato del triage di tutti i migranti che sbarcano sull'isola, hanno subito disposto il trasferimento al poliambulatorio di Contrada Grecale a Lampedusa, dove poco prima di mezzanotte la donna ha messo alla luce un bambino di 2,800 grammi. Mamma e figlio, al quale è stato dato il nome di Eli, godono di ottima salute. Diamo il benvenuto al piccolo e un forte abbraccio alla signora, ha dichiarato il commissario straordinario dell'ASP di Palermo, Daniela Faraoni, a tutto il personale del poliambulatorio che quotidianamente e con grande professionalità assistono la popolazione residente, i tanti turisti e i migranti che sbarcano a Lampedusa. Va a loro il sentito ringraziamento per il lavoro che svolgono con molta dedizione. È stata l'equipe guidata dal ginecologo dell'ASP di Palermo, Ugo Polizzotti, a assistere la donna al parto nella scaletta chirurgica al primo piano del poliambulatorio, ad aiutare lo specialista, il pediatra Giacomo Marchese, il chirurgo Domenico Capizzi, il cardiologo Nicola Lamanna e le rianimatrici Angela Sferruzza e Daniela Palma, i medici della Guardia Medica Vlena Di Paolo e Alberto Spataro. Abbiamo utilizzato la saletta chirurgica che avevamo attrezzato con kit sterile e kit da parto per un eventuale parto precipitoso e non trasferibile, ha spiegato il direttore del Dipartimento della Salute della Famiglia dell'ASP di Palermo Giuseppe Canzone, che ha coordinato l'attività. La donna, la sua terza gravidanza, era la 40ª settimana di gestazione, ormai in pieno travaglio, si è reso necessario farla partorire al poliambulatorio, dove l'equipe intervenuta con grande professionalità. È un evento straordinario e proprio per questi eventi ci eravamo preparati attrezzando la struttura già dotata del materiale necessario, un lettino chirurgico con il divaricatore e tra l'altro un ecografo di ultima generazione dedicato all'attività ostetrico-ginecologica.